Buongiorno, in diretta con Focus TG. Andiamo subito a Vicenza da Luisa Bertini e da Simone Squarcina per la parte tecnica, perché è crollato il muro di una chiesa, la chiesa di San Giorgio. Stiamo ai particolari. A te, Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. È successo tutto stanotte, il muro di contenimento che vedete alle mie spalle è crollato, fa parte di un complesso che riguarda appunto, come anticipavi, la chiesa di San Giorgio. Siamo in viale Fusinato, stanotte il crollo, sono intervenuti subito i vigili del fuoco così come la polizia locale, perché hanno transennato l'area permettendo che la viabilità comunque non fosse compromessa. La carreggiata è stata leggermente ristretta. In tutta la mattinata si sono verificati i sopralluoghi, anzi a breve dovrebbero anche arrivare l'assessore ai lavori pubblici Spiller con il sindaco per fare il punto della situazione e anche per capire come rimuovere tutte le parti di questo muro di contenimento. Ecco, noi stamattina abbiamo raccolto anche delle voci che sentiamo insieme, poi restituisco la linea e ovviamente per tutti gli aggiornamenti vi richiederemo la linea. Ha sentito rumore, ha visto? Niente, io non ho sentito assolutamente niente, me l'ha scritto poi mia figlia questa mattina che ha letto. Mi dispiace, però è un pezzo di storia che è cascata. Con il comune di Vicenza stiamo verificando effettivamente cosa fare, come intervenire, e per conto del condominio andremo avanti con le verifiche strutturali. Al momento non rilevate danni al condominio? No, al momento no. Questo è il primo sopralluogo che facciamo, quindi valutiamo con gli ingegneri insieme al comune MCPS. Anche perché è una struttura storica? Beh, il muro si dice del 1920 circa, il condominio successivo, sembra successivo, insomma, quindi verifichiamo. Poi ci ricollegheremo con Luisa Bertini per ulteriori particolari e il commento dei tecnici. Intanto vediamo alcuni titoli del Gazzettino. Felice Maniero, l'ex boss della Mala del Brenta a giudizio per lesioni all'agente, dovrà essere presente in aula, poi faccia d'angelo, cambierà identità. Renato Boraso, il memoriale, ho preso i soldi ma per tenerli per me, non per darli a funzionari, ha detto l'ex assessore ai trasporti e alla mobilità del comune di Venezia. Emma Cadelli, la morte nel sonno, nello studentato di Parigi, disposta l'autopsia, il papà era brillante e sempre positivo. È stato scoperto il responsabile dell'atto intimidatorio avvenuto a Monselici lo scorso 24 gennaio, un gesto di stampo mafioso, cioè la testa di un cinghiale depositata davanti al comune. Ha agito animato dal rancore per aver ricevuto una multa per divieto di sosta. È questo quello che ha raccontato ai carabinieri per giustificarsi di aver lasciato una testa mozzata di cinghiale e le zampe dell'animale davanti ad una delle entrate del comune di Monselice. Il responsabile del macabro gesto è un 64enne che vive nella città della Rocca, che ora è accusato di minaccia aggravata. L'uomo lo scorso 24 gennaio all'alba ha lasciato i resti dell'animale davanti all'entrata dell'ufficio anagrafe. Nonostante il cappuccio calato sul volto è stato identificato perché le telecamere di videosorveglianza del municipio hanno ripreso la sua auto e in modo ben visibile la targa. In poche ore è stato individuato e quando i militari si sono presentati in casa ha spiegato di aver lasciato la testa di cinghiale per ripicca nei giorni precedenti. Infatti la polizia locale lo aveva multato per un divieto di sosta, una contravvenzione da 29 euro. Questo è il motivo che l'avrebbe spinto a posizionare l'animale fatto a pezzi. Niente in confronto alle accuse di minaccia aggravata di cui ora dovrà rispondere. Insomma, quindi non la mafia, ma un automobilista multato. Furono protagonisti di un blocco stradale nel 2023, tutti assolti, 7 attivisti di ultima generazione, la sentenza ieri dal Tribunale di Padova.
Tutti assolti i 7 attivisti di Ultima Generazione che il 4 ottobre del 2023 attuarono un blocco stradale in via Avanzo a Padova. Il pubblico ministero aveva chiesto 10 giorni di carcere e il prolungamento del DASPO a 4 mesi per uno dei 7 imputati con l'accusa di manifestazione non autorizzata. Il giudice però ha assolto tutti e 7 i giovani manifestanti, 3 di Padova, 3 di Venezia e 1 di Verona, con formula piena perché il fatto non sussiste in quanto avrebbero bloccato parte della carreggiata con gli striscioni. L'azione di protesta, avvenuta alle 8 del mattino del 4 ottobre 2023, i manifestanti si erano seduti a terra in mezzo alla strada molto trafficata a quell'ora per una decina di minuti, fino a quando, tra gli insulti degli automobilisti, non vennero trascinati a bordo strada dalle forze dell'ordine, facendo resistenza passiva, fatti salire sulle volanti e portati in questura. Servizio Valentina Visentin, e dopo la richiesta formale fatta da questore di Padova, che nei giorni scorsi aveva pubblicamente chiesto al Comune di rimuovere tutte le scritte contro la polizia, da ieri la squadra manutenzione del Comune ha iniziato a cancellare queste scritte di insulti mappate e poi segnalate dalla questura. Su ordine diretto del sindaco Sergio Giordani, gli operai di Palazzo Moroni hanno iniziato a rimuovere le frasi ingiuriose sui muri della città. Non tutte saranno rimosse dal personale del Comune perché l'accordo con università e provincia è quello di occuparsi ognuno del proprio patrimonio edile. Molte di queste infatti sono state tracciate su edifici scolastici o dell'Ateneo Patavino. Le prime ad essere state cancellate sono state quelle in via Fra Paolo Sarpi e un'altra apparsa sul cavalcavia Borgomagno alcune settimane fa. Ancora notizie, qui siamo a Vicenza, fermati ad un posto di controllo, a un posto di blocco della Polizia di Stato e trovati in possesso di stupefacenti e quindi è scattata la denuncia. Trovati con cocaina e hashish durante un controllo effettuato dalla polizia lungo la Riviera Berica. Al controllo in banca dati, l'uomo alla guida e la donna risultavano avere precedenti di polizia in materia di spaccio e detenzione di stupefacenti, mentre l'altro passeggero, italiano, risultava già sanzionato in passato per uso personale di stupefacenti. In considerazione di ciò, il controllo è stato approfondito. Il passeggero è risultato in possesso di involucri di celofan trasparenti contenenti cocaina e hashish, oltre a 600 euro in contanti. La donna, passeggera di origini straniere, è stata trovata con un involucro di cocaina nascosto all'interno degli indumenti. Sull'autista dell'auto, di origini straniere, non sono stati trovati stupefacenti. Gli è stato però sequestrato il cellulare. Controllato anche l'appartamento del cittadino italiano, dove i poliziotti hanno trovato ulteriore sostanza stupefacente nascosta all'interno della stanza da letto. Per i 3 è scattata la denuncia. E sempre a Vicenza un maxi sequestro per 2,5 milioni di euro per una frode fiscale messa in atto da cittadini cinesi, sequestrati contanti e beni di lusso in una abitazione di Villa Verla. Un intricato sistema di frode fiscale scoperto dalle Fiamme Gialle provinciali di Vicenza e che sarebbe stato messo in atto da cittadini cinesi ha portato ad un profitto illegale di 2.700.000 euro. Il GIP del Tribunale di Vicenza ha disposto il sequestro preventivo di beni e contanti nei confronti del legale rappresentante che è stato denunciato e che risiede a Villa Verla in un'abitazione sede anche della SRL. L'accusa è quella di aver emesso e utilizzato fatture fittizie emesse da imprese dislocate in varie province italiane intestate a prestanomi. Questo ha permesso di effettuare anche prestazioni di servizio per conto di imprese nazionali a prezzi concorrenziali grazie alla contabilizzazione di costi inesistenti. I militari che hanno ricostruito i flussi finanziari hanno tracciato ingenti somme in contanti che sarebbero state trasferite su conti esteri e destinate all'acquisto di macchinari e beni di lusso. I finanzieri di Tiene, infatti, che hanno sequestrato 2,5 milioni di euro tra somme in contanti, automezzi e immobili nell'abitazione dell'indagato, hanno trovato anche circa 200 bottiglie di vino pregiato quali Amarone e Sassicaia e 5 automezzi di importante valore. Servizio di Daniele Garbini, vediamo i titoli del Corriere del Veneto, l'aumento RC Auto, vedete questo titolo, in 6 mesi più 9,5%, meno incidenti
ma più gravi, dicono gli assicuratori. Autovelox in Veneto, resta il caos, ecco chi riaccende, chi spegne e chi rinvia, con la polemica tra autovelox omologati ed approvati, e poi salvò una turista senza avvisare la guardia costiera, cancellata la multa, ma ora smetto, così non si vive, dice questo bagnino eroe, ed è stata una storia paradossale. A Verona sparò a Mussà, i ristoratori raccolgono 26.300 euro per le spese legali del poliziotto, e cioè l'agente di polizia che uccise il giovane che aveva tentato di accoltellarlo. Andiamo alla cronaca giudiziaria. Il processo a Franco Battaglia per l'omicidio di Anica Panfila nel 2023, nuovi dubbi sollevati dalla difesa nel giorno in cui sono stati esaminati come testi i carabinieri che hanno svolto le indagini di contro. Emerge anche che successivamente alla scomparsa della donna l'imputato Battaglia avrebbe fatto ricerche su come cancellare dati dall'iPhone e per quanto tempo la cocaina lasci tracce nell'organismo, tutti indizi che hanno aggravato la sua posizione. Sentiamo. L'ultima foto di Anica viva, registrata dalle telecamere della piazza di Arcade. La presenza dell'ex marito e di altri familiari sul luogo da cui il cadavere sarebbe stato lanciato in acqua prima che l'informazione fosse resa pubblica. L'impossibilità per un ultraottantenne di sollevare da solo un tappeto, a maggior ragione se arrotolato intorno a un cadavere. Infine, la minuziosa disamina dei passaggi stradali del pick-up, così da far emergere anche la più piccola contraddizione. Dopo aver prospettato nella prima udienza la pista delle minacce ricevute da Anica Panfila da parte di alcuni cittadini albanesi, il difensore di Franco Battaglia, l'avvocato Fabio Crea, ha giocato nuove carte al processo per l'omicidio del Piave, controinterrogando i carabinieri della stazione di Spresiano e quelli del nucleo investigativo, compreso l'allora comandante, il colonnello Giovanni Mura. Crea invita ad andare a fondo del perché l'ex marito, per deporre dei fiori per Anica, abbia scelto il ponticello sul canale della Vittoria. In un momento in cui ancora non era emerso da dove sarebbe, nell'ipotesi accusatoria, stato gettato il cadavere, erano stati trovati da una pattuglia dei carabinieri esattamente in quel posto. Ho prodotto tutta documentazione dei mass media che dimostrano che fino a quella data non era emerso il punto in cui sarebbe, secondo gli inquirenti, stato gettato il cadavere, quindi ritengo sia una circostanza particolare degna di valutazione. Nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza di Arcade, le ultime istantanee di Anica viva erano le 14:54 del 18 maggio 2023. La 31enne siede in auto accanto a Battaglia e indossa gli stessi abiti con cui 3 giorni dopo verrà ritrovata morta. La ricostruzione dei carabinieri è capillare, dai dati della centralina antifurto di casa Battaglia a quelli di celle e chat telefoniche. Gli ultimi scambi tra Anica e il compagno Luigi De Biase riguardano i bambini. Lui le manda delle foto. Dalle 16:07 in poi lei non visualizzerà più i messaggi. Ma, contesta la difesa, tra le 16:52 e le 17:11 risulta ancora attivo su internet, mentre Battaglia è già in auto, come rileva il passaggio al casello di Treviso Nord alle 17:05. Gli inquirenti studiano i movimenti in macchina. La corsa frettolosa a Mogliano a prendere il fratello, gli spostamenti col pick-up fino a tarda sera lungo il Greto del Piave, 2 giri, dicono gli inquirenti, per accertarsi che non ci fossero occhi indiscreti. Sugli orari Crea insiste. Non c'è il tempo materiale per aver fatto quello che ipotizzano gli inquirenti, e cioè un doppio passaggio su via del Fante e via Barcador e il getto del cadavere nel fiume. Impossibile per il difensore che Battaglia si sia disfatto da solo di tappeto e corpo, come sostiene l'accusa. Uno dei testi sentiti, uno dei carabinieri, alla domanda se nel momento del sequestro dei tappeti aveva sollevato da solo, qualcuno di loro aveva sollevato uno dei tappeti grandi, con stupore ha detto no, è impossibile che uno da solo possa sollevare i tappeti. Poco credibile per il difensore anche che Battaglia abbia caricato il corpo sul pianale del pick-up Isuzu. L'Isuzu ha delle dimensioni del pianale che sono incompatibili con l'occultamento del cadavere della signora Panfila, che era almeno di 25 centimetri più lunga di quello che è il pianale di quell'autovettura.
L'avvocato Fabio Crea al microfono di Lina Paronetto. Un lutto a Venezia, vediamo la prima pagina della Nuova Venezia. Sara scomparsa nel sonno a soli 45 anni. Il Sestiere di Castello in lutto per la morte di Sara Crescini, che era in carrozzina. La sorella dice: la sua vita una costante lezione per chiunque l'abbia conosciuta e frequentata. Dopo una riunione in prefettura sono state sospese a Padova le ricerche di Stefano Bocconcello, il 58enne di Vigonza scomparso da casa la scorsa settimana. L'uomo si era allontanato lo scorso 24 gennaio e non aveva più fatto ritorno. Il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, ha annunciato a malincuore che le ricerche sono state sospese. Tutti gli sforzi fatti finora non hanno portato a nessuna pista percorribile. Il primo cittadino ha ringraziato i vigili del fuoco, i carabinieri, i volontari di protezione civile sia di Vigonza sia dei comuni vicini che in questi giorni si sono spesi notte e giorno nelle ricerche. Andiamo avanti con i furti che non smettono di occupare le cronache dei nostri notiziari. Ce n'è stato uno addirittura davanti alle telecamere. Una persona che ha finto di aver bisogno del pane e mentre la commessa si allontanava aveva allungato la mano e svuotato la cassa. In questo momento sto andando a fare denuncia alla questura, mostrando le telecamere e identificando queste persone. Ed ecco la sequenza del furto registrata dalla rete di videosorveglianza interna e consegnata alla polizia, che immortala il gesto furtivo del ladro. Ha agguantato un centinaio di euro in contanti dopo essersi presentato come normale cliente. L'uomo aveva richiesto del pane vecchio, costringendo così la commessa ad allontanarsi per qualche istante dal bancone. Quindi ha lasciato la porta un po' aperta e questo signore è andato diretto con la mano allungato nella cassa senza neanche guardare, quindi vuol dire che già sapeva dove mettere le mani e come aprire il cassetto. E niente, quando poi la ragazza è tornata, lui ha detto: beh, guarda, chiedo un attimo a mia moglie fuori per le arance, torno subito, e poi non è più tornato. Il punto vendita di specialità siciliane ospitato nella struttura esterna del mercato ortofrutticolo è stato aperto 5 anni fa. Nel tempo è stato oggetto già di qualche furto, in particolare di un forno del valore di 5.000 euro. Per questo il proprietario si era dotato di un sistema composto da numerose videocamere che hanno permesso agli agenti di individuare il responsabile, un soggetto già noto alle forze dell'ordine per episodi simili. Il commerciante chiede maggiore sicurezza alle istituzioni. La richiesta, secondo me, non è tanto di più i controlli, è la prevenzione. Appunto, questi soggetti sono conosciuti, sono in questa cittadina, sono tranquilli, perché questa qua è una cittadina tranquilla, però da parte nostra è giusto aiutarli, seguirli, capire cosa fanno, perché giustamente devono vivere e mangiare, però tutelando loro tuteliamo anche noi stessi. E sul Mattino di Padova un altro fatto gravissimo: ladri nella villetta avvelenano i cani e rubano 60.000 euro. È successo a Rubano, la padrona di casa ha detto: i miei cani uccisi dai malviventi un mese fa, forse per poter colpire indisturbati. Addirittura in questo caso l'uccisione per avvelenamento dei cani, prevedendo un furto subito dopo o un mese dopo, come è successo in questo caso. C'è stata una notte da incubo a Pianzano di Godega di Sant'Urbano, dove i ladri hanno preso di mira 4 attività commerciali, 2 colpi sono andati a segno e in un caso il titolare di una macelleria, svegliato dal rumore del frantume dei vetri, ha tentato di inseguirli, ma invano. Siamo sopra, ho sentito il vetro del panificio che è per terra, sono venuto fuori dalla finestra, ho visto 3 ragazzi che corrono qua. È il titolare del bazar macelleria di via Sant'Urbano, il primo ad accorgersi del raid notturno dei ladri a Pianzano. Abita sopra il negozio, è stato svegliato dal botto dei vetri rotti della porta del panificio. Poco distante vede i ladri ed assieme al figlio si precipita giù all'inseguimento. Erano 3 ragazzi, i ragazzi non è grandi, 3 ragazzi, ho visto che scappano di qua, allora venuto giù, era loro hanno attraversato già la ferrovia e a piedi
Io col figlio che siamo andati siamo a correre dietro, però già loro lontani. I ladri scappano, i due tornano indietro e solo allora si accorgono che i malviventi hanno forzato anche la porta del loro negozio. Quando sono entrato dentro ho trovato un disastro qua, tutto ribaltato, tutto è rotto, la cassa è rotta, hanno portato soldi che c'è dentro e soldi che mandiamo di invio, è un casino. È la prima volta che è successo così. 25 anni che sono qua al negozio, mai è successo. Rubato il fondo cassa, i soldi del money in transfer e 2 computer per un bottino di oltre 2.500 euro. Ladri spregiudicati, quelli che hanno compiuto una vera e propria razzia nella frazione di Godega di Sant'Urbano poco prima delle 4 del mattino. 4 colpi in pochi minuti, 2 riusciti, 2 tentati. Oltre alla macelleria, svaligiato il panificio, la coccinella. Siamo arrivati qui, abbiamo trovato i carabinieri e i vicinanti che erano già qui e abbiamo trovato la vetrata in frantumi e niente, così era già la seconda volta che provavano in un mese e mezzo a venire dentro. L'altra volta non sono riusciti a entrare, hanno solamente sforzato la porta, però non sono riusciti a entrare. Questa volta, sforzando la porta, hanno fatto esplodere il vetro e quindi sono riusciti a entrare dalla vetrata rotta praticamente. Anche in questo caso i ladri hanno puntato la cassa, ma non si sono fatti problemi ad arraffare pure il cibo. Un po' di alimentari, un po' di dolci, bevande, formaggi che erano in frigo. Circa 400 euro il bottino, oltre ai danni, e poco prima, sempre gli stessi ladri avevano cercato di entrare nei 2 bar vicini. In uno hanno cercato di forzare la porta in più punti, ma il serramento, seppur danneggiato, ha resistito. Nell'altro, al tentativo di effrazione, è scattato l'allarme che li ha messi in fuga. Sugli episodi indagano i carabinieri che stanno analizzando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza del forno e di altre attività commerciali della via. Servizio di Marta Marangona, oggi in regia Francesca Pezzo e Italo Morao. Andiamo a Venezia, dove è stato arrestato dopo una lunga serie di furti e tentati furti in abitazioni ed esercizi commerciali, soprattutto a Dorsoduro. Lo chiamano Arsenio Lupin o Cavalletta, è un ladro seriale attivo prevalentemente tra San Barnaba e Santa Marta. Sentiamo Filippo Fois. È finito in manette dopo mesi di intensa attività. Case, con o senza i residenti dentro, negozi, bar, ristoranti, iniziavano a non contarsi più i furti o i tentativi di furto di un ladro seriale di Dorsoduro in abitazioni ed esercizi commerciali di un'area che va da San Barnaba a Santa Marta, con digressioni a Santa Margherita e San Rocco. Qui più o meno tutti lo conoscono e lo riconoscono, magari dalle immagini di videosorveglianza che lo riprendono all'opera. Alcuni hanno preso a chiamarlo Arsenio Lupin per via di un tatuaggio, non perché condivida molto con le imprese del personaggio letterario. Quante volte è venuto Arsenio Lupin? Arsenio Lupin è venuto 2 volte. Cosa ha fatto? Ha scavalcato quel cancello ed è entrato dalla finestra, è venuto a rubare praticamente mance, fondo cassa e un tablet una volta. È successo di notte oppure era aperto? Sempre di notte, sempre di notte. Come fate a sapere che era lui? Perché abbiamo le telecamere. E si sa benissimo chi è, insomma, è un abitué qua del Sestiere. Sì, noi lo conosciamo, diciamo che abbiamo quasi giocato a calcio da piccoli, quindi meno male ci conosciamo di vista. Veniva a mangiare qui una volta e niente, purtroppo è un abitué, dai, diciamo, sì, è un ragazzo della zona. Ma lei gliel'ha detto perché continua a venirmi? Spero di non vederlo mai. Da Callelunga a San Barnaba ci spostiamo a Santa Marta. Qui Arsenio Lupin è più conosciuto col soprannome di Cavalletta per la sua abilità nell'arrampicarsi, se non addirittura conosciuto per nome di battesimo. Di mattina arriviamo e vediamo il vetro danneggiato, spaccato. Qualcuno si vedeva che con un cacciavite ha tentato di spaccare il vetro e poterci entrare, che comunque è impossibile, non ha fatto altro che danni. A lei è successo qualcosa anche a casa? Era estate, quindi gli scuri chiusi ma la finestra aperta giusto che arieggiasse la casa. Sento uno scricchio verso le 5 di mattina. Mi alzo, vedo un telefono che... Perché comunque sono un piano rialzato, uno non può vedere. Questo qua avrà visto le altre finestre, non c'era nessuno, quindi voleva anche accertarsi che qualcuno non ci fosse nemmeno in quella stanza in cui dormo. E lì cosa è successo quando ha visto il telefono? Ho urlato, cosa stai facendo? Sono uscito e si è sparito. Tra chi era stato visitato più di una volta, qualcuno aveva persino finito con l'appendere un cartello rivolto direttamente ad Arsenio Lupin o Cavalletta che dir si voglia, perché non provocasse altri danni.
Anche i furti acrobatici nel campionario di questo ladro veneziano, e i ladri si sono scatenati anche a Pianezze. Colceresa non c'è provincia dove non siano in azione più o meno indisturbati. L'Epifania, come recita un vecchio adagio, ha portato via tutte le feste, ma non un'altra, ahimè, caratteristica del periodo natalizio: l'assidua presenza di ladri nel territorio. Il peggio sembrava passato, l'ondata di razzie da record di quest'anno pareva essersi ridotta a uno spiacevole ricordo. Invece i ladri sono tornati a colpire proprio dove avevano già colpito. Nel weekend sono stati 2 i furti a Pianezze, in via Montegrappa e in via Pilastro, come ci racconta il sindaco Luca Vendramin. La tecnica è quella di rompere gli infissi delle finestre e poi entrare nelle abitazioni e portare via sostanzialmente oro, e quello che trovano di oro e quello che trovano di contanti. La raccomandazione è sempre la stessa, non ci sono stati altri casi da dicembre fino ad oggi, fino a sabato, quindi potrebbe essere un caso isolato secondo le forze dell'ordine. La raccomandazione è sempre la stessa: prestare attenzione e fare quel controllo di vicinato che diventa prezioso per aiutare le forze dell'ordine, che sono le uniche forze deputate ad aiutare noi cittadini a mantenere la sicurezza nei nostri territori. Ma anche Colceresa, duramente colpita negli scorsi mesi con decine e decine di effrazioni e segnalazioni, è tornata al centro del mirino dei malviventi. 2 i furti in queste ultime ore, con ladri in azione in via Roma. Servizio di Alex Giuliano, e adesso voliamo a Romano Dezzelino da Mirko Cavallino e Renzo Rigon, perché c'è una strada che viene utilizzata come una pista di Formula 1. A te, Mirko. Buongiorno direttore, bentrovati. Via Roma, strada provinciale 148, una delle 4 strade provinciali che attraversa il territorio del comune di Romano Dezzelino. Come c'è il sindaco Simone Bontorin, perché questa strada, questo tratto, e c'è anche il cartello di lavoro in corso che lo dimostra, sabato sera è stata teatro di un incidente, un'uscita in solitaria, ma sindaco, probabilmente dovuta proprio all'alta velocità in questo che è di fatto un rettilineo. Sì, qui ci troviamo nella strada che porta al centro della frazione capoluogo, di conseguenza è anche un luogo molto importante perché è ricco di servizi, ricco di tutto quello che riguarda la comunità, dalla parrocchia alle scuole. Di conseguenza questa in entrata è la nostra strada principale. Qui c'è stato un incidente sabato sera legato principalmente all'alta velocità e alla distrazione. Da prime informazioni ufficiose chi era alla guida era il cellulare, di conseguenza in base a questo i danni che sono stati provocati sono proprio riconducibili a questa guida imprudente e a una distrazione, visto che l'uscita è stata autonoma. Danni che consistono in 2 lampioni, qui ce n'era uno alle spalle di Renzo Rigon, ce n'è un altro, e un altro è stato danneggiato, quindi alta velocità, ma nel rettilineo è facile insomma essere invitati ad andare un po' sopra i limiti, che qui sarebbero di 50. Qui siamo in centro abitato, quindi il limite è di 50 e spesso e volentieri ci confrontiamo con i cittadini rispetto a quella che è la necessità di rallentare il traffico che passa su questo tratto. Come vedete adesso 2 persone imprudenti hanno superato in curva e di conseguenza non avete potuto vederle, ma le vedo io di fronte a me, ed è stata un'attività sicuramente molto rischiosa e ci sono persone che non si fermano di fronte a nulla. Qui potremmo mettere anche un muro e certe persone andrebbero addosso anche a quello, quindi di conseguenza su questa strada sicuramente interverremo, e il tema è proprio quello di trovare degli accordi e delle modalità che possano soddisfare le esigenze e le possibilità date su una strada provinciale. Qui, come ben sapete, non è competenza del sindaco intervenire dal punto di vista delle attività da fare, perché non possiamo fare dossi e non possiamo mettere velox per dissuadere chi passa a velocità superiori a quella che è consentita.
e quindi l'unica strada è una trattativa con la provincia, la prefettura. Sì, spesso e volentieri usiamo delle attività e degli interventi che sono, che fungono da deterrenti, però mettere luci e lampioni lampeggianti su tutta questa via a un certo punto, con il passare del tempo, diventerebbero qualcosa di invisibile a chi passa ogni giorno. Quindi dobbiamo trovare delle modalità diverse. Le modalità diverse possono essere i controlli più frequenti fatti con la nostra polizia locale, ben sapendo che metà dell'introito può va a finire nelle casse della provincia, ma sulla sicurezza noi non scherziamo. Il problema è questo: noi abbiamo 5 agenti e la maggior parte, se non la totalità degli incidenti avviene dopo le 19, che è l'orario di termine delle pattuglie che abbiamo nel comune di Romano. E quindi c'è un problema anche più largo. Educazione stradale, insomma, a quanto pare il nuovo codice della strada qui in questo caso non sembra aver portato soluzioni. Credo che ci serva una maggiore flessibilità da parte dell'ente proprietario della strada, conducendo anche chi è competente per darci le possibilità, quindi anche la prefettura, nel portare a farci installare quei sistemi di dissuasione fissi che possono essere un deterrente anche durante le ore notturne. Come ho già detto spesso e volentieri ai cittadini di questa parte del comune e delle altre parti in cui ci sono strade provinciali, è necessario che ci sia una maggiore flessibilità da parte di chi governa queste infrastrutture. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, i cittadini devono fare la loro, perché nel momento in cui viene installato un velox o vengono messi dei dissuasori il problema è di tutti i giorni, quindi bisogna avere un compromesso tra queste due necessità. Grazie Sindaco, in attesa di ulteriori aggiornamenti su queste e le altre strade provinciali. Da Romano Dezzelino con Renzo Rigon è tutto, a te la linea direttore. Grazie molte a Mirko Cavallina. Adesso torniamo a Vicenza da Luisa Bertini per il crollo di una parte del muro della chiesa di San Giorgio. Sentiamo altri dettagli. A te Luisa con il tuo ospite. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia con l'assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller, perché sono continui i sopralluoghi già da stanotte a mezzanotte, quando si è verificato il crollo di questo muro di contenimento su Viale Fusinato. Al momento ulteriori controlli per verificare la situazione anche di sicurezza. Muro che non ha però nulla a che fare, storicamente parlando, con la chiesa di San Giorgio, perché in realtà sarebbe un muro molto più recente. Adesso le verifiche sono in corso proprio per stimarne l'età e la datazione, però sarebbe tra fine del 1800 e inizi del 1900. Dunque assessore, adesso come vi state muovendo? Continui i sopralluoghi. Ovviamente la prima cosa questa notte è stato mettere in sicurezza il luogo, ripristinare la viabilità. Adesso abbiamo già ottenuto l'autorizzazione per poter rimuovere dalla sovrintendenza, per poter rimuovere i detriti del muro e poterli riposizionare in altro luogo e conservarli in attesa delle verifiche su eventuali vincoli che sussistano su questo manufatto. Vincoli che però non sarebbero di natura storico-monumentale, bensì di natura paesaggistica. Che cosa cambia? E poi insomma anche le puntellature per mettere in sicurezza la struttura. Sì, esatto, nulla a che vedere, corretto quanto è stato detto prima, con la chiesa, e quindi non ha un vincolo diretto come ovviamente ce l'ha la chiesa. È un muro che è stato realizzato probabilmente assieme o successivamente all'edificio che abbiamo qui di fianco e di cui ne faceva parte, perché la proprietà è proprio questo muro, la proprietà di questo muro è del condominio, diciamo, di cui il comune ha una quota, quindi è in parte pubblico e in parte privato. Sicuramente dovremo provvedere a puntellarlo, perché c'è una parte che è crollata che dobbiamo rimuovere, ma un'altra parte che risulta inclinata rispetto alla verticale, quindi dovrà essere messa in sicurezza. Successivamente, quando faremo insieme alla sovrintendenza tutte le valutazioni su eventuali vincoli che ci sono su questo manufatto, decideremo poi il da farsi. Diciamo che è stato un bene, tra virgolette, che sia capitato proprio a mezzanotte, perché lì sotto c'è proprio il marciapiede. Sì, esatto, è stata una fortuna. Questo deve riaccendere come sempre l'attenzione su quello che è già l'attuale patrimonio pubblico, che in molti casi ha una sua età e che ha bisogno di interventi di manutenzione straordinaria
che vengano fatti, diciamo, con costanza. Questo è un problema perché il patrimonio è molto vasto e le risorse sono scarse. Quindi però, e questo è anche aggravato ovviamente dalle condizioni climatiche, ovviamente dalla fragilità idraulica. Sicuramente le piogge hanno inciso sul crollo, ma siccome non sono più un caso le piogge, ma sono le piogge forti sono una costante ormai, questo tipo di attenzione deve essere alzata di livello. Ecco perché io ricordo che Vicenza è in zona gialla per rischio, per criticità idraulica e idrogeologica fino ad oggi. Al momento non sta piovendo, la piena del Bacchiglione era attesa in mattinata, però mi sembra di capire che al momento, a parte il crollo, non ci siano state altre difficoltà in città. No, nessuna. Le piogge più abbondanti sono venute a nord rispetto alla città, quindi il Bacchiglione si è ingrossato, ma sotto livelli assolutamente di guardia. Le precipitazioni sono durate un tempo abbastanza limitato e quindi non abbiamo avuto altri problemi in città, se non appunto questo crollo, che chiaramente è l'effetto finale di un processo che probabilmente andava avanti da molti anni. Ecco, io ringrazio l'assessore per essere stato con noi e restituisco la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini, a Simone Squarcina da Vicenza. Le immagini pubblicate su Instagram da Manuel Portuzzo, il campione di nuoto, lo vediamo in questo titolo della tribuna di Treviso, immagini che il campione trevigiano, bronzo nei 100 metri rana alle Paralimpiadi di Parigi, ha pubblicato su Instagram, dove come vedete non è seduto in carrozzina. Ovviamente grande entusiasmo da parte dei suoi sostenitori. È senza tutori, è in piedi, è appoggiato, ma questo fa ben sperare per un campione che sta procedendo con tutto quello che si fa in questi casi per recuperare l'uso degli arti. Adesso andiamo credo a Padova, sì, a Padova da Valentina Visentin, perché il questore ha chiuso un altro bar in seguito alle risse, alle minacce che sono state rivolte ai baristi. Valentina Visentin con Cristian Rocchi Allende, a te. Sì, buongiorno, è proprio qui davanti pochi giorni fa il cliente del bar che vedete chiuso alle mie spalle con i sigilli della questura, un cliente armato di coltello ha minacciato le persone che stavano passando. Ci troviamo nel cuore del quartiere Arcella e questo bar, spesso frequentato da clienti violenti, è stato chiuso per ordine del questore. Troppi gli episodi di risse anche con feriti all'interno di questo locale, l'ultimo proprio come vi dicevo pochi giorni fa con questo cliente albanese che è stato subito rimpatriato, che armato di coltello ha terrorizzato le persone che stavano passando qui davanti. Così il questore ha disposto la chiusura di questo locale, la revoca della licenza, come ha fatto per altri locali in città e provincia in cui viene segnalata la presenza di soggetti socialmente pericolosi. Fa parte dei controlli dedicati alla Movida, dedicati ai luoghi della Movida che ci sono stati anche in questi giorni, non solo qui all'Arcella ma anche in altri quartieri. Quartiere Arcella che ultimamente è stato preso anche di mira dai vandali, perché si segnala che poco lontano da qui, in 2 strade, decine di macchine sono state vandalizzate con le ruote bucate da alcuni vandali. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie molte a Valentina Visentin e a Cristian Rocchi Allende. Durante un blitz per mettere in sicurezza la zona di via Sernaglia, a fianco del teatro Momo, sbandati e tossicodipendenti hanno minacciato i giardinieri impegnati nella rimozione dei cespugli. Sentiamo da Venezia Nicola Marcato. Praticamente sono stati un po' minacciati da chi frequentava il luogo prima. In effetti hanno trovato fra le siepi più di un centinaio di siringhe.
Sbandati senza fissa dimora e drogati colti di sorpresa dal blitz per mettere in sicurezza la zona di via Sernaglia a fianco del Teatro Momo hanno minacciato i giardinieri impegnati nella rimozione dei cespugli. Minacce rientrate dopo un po' di tempo solo perché gli operai della cooperativa al lavoro erano almeno una decina. Qui le siepi fungevano ormai da trincee per bivacchi di tossicodipendenti e pusher che sostavano a tutte le ore sui gradini laterali del teatro nei pressi dell'ingresso degli uffici della municipalità. Alle volte si poteva trovare qualcuno dormire indisturbato o svenuto a terra per vino e droga. Ad essere preoccupati da tempo della situazione, oltre alla tanta gente di passaggio, anche residenti e lavoratori. Ci sono tanti ditte che vengono a lavorare al teatro, non riescono neanche a entrare, hanno paura. Facevano da scudo, da barriera e all'interno si nascondevano dosi, se non persone ed altro. Siamo intervenuti portando una potatura importante, dando una visibilità maggiore, ma soprattutto adesso in un secondo passo arriveremo anche a chiudere le scalinate di accesso dove le persone si stabilizzavano e stavano praticamente ad occupare durante tutte le ore della giornata e della notte. La municipalità ora sta considerando altre zone di via Piave da riqualificare anche con una migliore illuminazione. Grazie a questa soluzione il degrado è diminuito. Il degrado è diminuito, la gente passa e può vedere tranquillamente, sicché penso che la zona verrà un po' alla volta bonificata. Adesso cambierà la situazione. Sì, cambia tanto. Allora, i danni provocati dal degrado, dallo spaccio della droga, dagli sbandati, e poi ci sono i danni provocati dal granchio blu. È stata una catastrofe soprattutto nel Polesine. Adesso poi il granchio blu è stato utilizzato come prelibatezza in tanti ristoranti, ma si scopre che è diventato amaro, insomma ce n'è di tutto un po'. Andiamo da Ilaria Marchiori, che è in compagnia dell'assessore alla caccia e alla pesca della regione del Veneto, Cristiano Corazzari. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio qui in compagnia dell'assessore Corazzari. Appena terminata una conferenza stampa insieme al commissario straordinario Caterino, proprio per parlare del piano che è stato attuato e presentato, o meglio presentato e si attende l'attuazione da parte del governo per fronteggiare l'emergenza granchio blu. Allora, assessore, ci spieghi bene in che cosa consiste questo piano? Insomma, è il caso di dire prendiamo il toro per le corna. Sì, prendiamo il granchio per le chele. Abbiamo fatto da capofila come Regione Veneto, siamo veramente contenti che il piano del commissario contenga molte delle misure che noi come Regione avevamo sin da subito attuato con le nostre risorse regionali, ovvero contribuire alla cattura del granchio, in particolar modo le femmine che sono gli esemplari che poi depositano le uova, contribuire allo smaltimento, contribuire poi anche a quello che è l'acquisto del semine, la semina per determinare il futuro della produzione, e aiutare i nostri pescatori anche a dotarsi di quei mezzi di contenimento e di protezione dei loro allevamenti affinché non vengano attaccati dal granchio. Queste misure che erano state costruite insieme naturalmente agli operatori del settore, ai pescatori, già dalle nostre strategie immediate che abbiamo fatto sin dall'anno scorso, oggi sono state in gran parte prese dal commissario e verranno quindi estese a livello nazionale, ma in particolar modo parliamo delle regioni Veneto ed Emilia Romagna, che sono quelle che hanno maggiormente il problema del granchio blu. Oggi è stata anche l'occasione per presentare un progetto che sviluppiamo insieme alle nostre università, Università Ca' Foscari e Università di Padova, per lo studio, il monitoraggio e l'individuazione di tutte le modalità di contrasto, per dare una base solida scientifica anche a tutte le azioni che andiamo a fare concrete. Poi uno studio che però viene fatto con l'ARPAV, con Veneto Agricoltura e con il contributo importante della Fondazione di Cassa Risparmio Padova e Rovigo, quindi abbiamo anche unito il pubblico e il privato. Perché? Perché stiamo lavorando tutti assieme, vogliamo che le risorse disponibili vengano impegnate bene, che non vengano fatti i doppi lavori, ma che siamo tutti coordinati tra enti regionali, mondo scientifico, regioni e
attività del governo. Solo così potremo dare una risposta forte. Ecco, Assessore, lo accennava poco fa il direttore dallo studio, ha cambiato sapore il granchio, ancora mangiabile? Certo che è mangiabile, anzi è una ghiottoneria per alcuni popoli. Pensi che i nostri pescatori polesani stanno stipulando dei contratti con nazioni lontanissime come lo Sri Lanka per portare il prodotto granchio là. È chiaro che non è il granchio una produzione che può sostituire la produzione di cozze, di vongole, di ostriche, che sono il fondamento di questa economia, però nella parte di granchio che può essere commerciabile, ovvero gli esemplari maschi più grandi, questi possono rappresentare una risorsa e sono sicuramente anche un prodotto interessante dal punto di vista organolettico e commerciale. Ecco, allora avete sentito, il granchio è ancora mangiabile, poi da una parte, dall'altra la Regione, lavorando in sinergia con gli altri enti, è pronta ad affrontare l'emergenza che ormai ci stiamo portando avanti da un po' di tempo, quindi ora si aspetta l'ok all'attuazione del piano da parte del governo. Ringrazio l'assessore Corazzari, qui da Mestre Tutto restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, a Sandro Ponchio e all'assessore Corazzari che sta facendo un grande lavoro, e anche a tutela dei capparozzolanti, cioè i pescatori, gli allevatori di vongole, di molluschi che sono stati devastati dal granchio blu. È stata veramente una calamità. Ancora cronaca, non cronaca nera in questo caso, ci sono stati momenti di tensione in Viale San Lazzaro ieri a Vicenza, si è svolto un sit-in di protesta dei centri sociali sorvegliato dalle forze dell'ordine in favore dei primi inquilini raggiunti da uno sfratto esecutivo per i lavori dell'alta velocità. Si è concluso con un rinvio di un paio di settimane l'esecuzione dello sfratto in giunta a una coppia di residenti in Viale San Lazzaro, uno dei primi sfratti in zona nell'ambito della realizzazione in città del tracciato della TAV, che prevede la demolizione di alcuni condomini. A sostenere questa, come le altre decine di famiglie che obbligatoriamente dovranno abbandonare velocemente le proprie abitazioni in affitto, il Comitato Ferrovieri e gli attivisti dei centri sociali. La maggior parte delle famiglie versa in situazione di forte disagio e, pur se intenzionate a lasciare l'immobile, non trovano appartamenti equivalenti disponibili. Sono disabile al 100% e quindi ho bisogno di un appartamento, anche se sono in graduatoria, sono al 9° posto nella graduatoria per la casa comunale, però dicono che i tempi sono un po' lunghi, quindi vorrei che si risolvesse, speriamo che si risolvesse il più presto possibile. 2 anni che abitiamo qui, non ci aspettavamo questa sorpresa qui, tutto questo inferno, chiamiamolo, no? In cui ci hanno fatto un contratto di 2 più 3 anni senza che l'agenzia o la proprietaria mi aveva detto dei problemi che c'erano. Comitati e sindacati di base a dicembre avevano già chiesto alla prefettura di farsi mediatore da garante a tutela delle diverse parti in causa. Un primo tavolo conoscitivo era stato organizzato, ma le scadenze imminenti incombono senza che risposte concrete siano giunte agli sfrattati. Tutti quanti si stanno mobilitando per trovare degli immobili alternativi, ma non li stanno trovando, e in questo momento pochi giorni, cioè pochi mesi, nel senso che è questione veramente di mesi perché vengono abbattute queste case, non hanno delle risposte. Alcune delle risposte sono il andare nell'albergo cittadino, struttura che verrà battuta essa stessa dal TAV, quindi non è sicuramente una soluzione. I proprietari spingono sugli affittuari per mollare le case perché altrimenti devono pagare una penale agli RICAV, ok? Però le persone qua hanno bisogno di un aiuto a trovare una casa e la devono trovare alle stesse condizioni economiche di quella attuale, perché non è giusto, ok, che per questa cosa le persone si trovino a pagare 500-600 euro in più di affitto, non riuscendo di conseguenza a fare la spesa. E dagli sfratti per la TAV a Cortina vediamo la prima pagina del Corriere delle Alpi, Olimpiadi 2026, Cortina invasa dai cantieri, 11 alberghi chiusi per il gran rilancio. Sono numerosi lavori pubblici e privati in corso per rinnovare l'offerta turistica, non mancano, dice il Corriere delle Alpi, i disagi per i residenti, e qui vediamo un albergo in costruzione proprio nel centro della città. E Longarone Fiere, a proposito di Olimpiadi, polo logistico e dell'ospitalità per i visitatori che l'anno prossimo vorranno andare proprio nella perla delle Dolomiti per seguire
i giochi olimpici. C'è finalmente un'intesa fra l'ente fiera e la Fondazione Milano Cortina. Sentiamo Tiziana Bolognani. Ci siamo seduti al tavolo con la Fondazione Milano Cortina per creare un hospitality e un hub logistico a Longarone per le Olimpiadi. Dopo fiumi di inchiostro sulle ipotesi, finalmente si può scrivere di fatti concreti. Il 15 e il 24 gennaio scorsi, emissari della Fondazione Milano Cortina hanno svolto 2 sopralluoghi nel quartiere fieristico di Longarone, individuato come polo logistico e dell'ospitalità per le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026. Longarone Fiere sarà così il punto di partenza dell'esperienza di chi non sarà autorizzato a raggiungere Cortina con i mezzi propri. L'esperienza sostanzialmente turistica di chi andrà a Cortina a vedere le Olimpiadi inizierà da Longarone, perché da Longarone sarà il punto di raccolta oltre il quale non si potrà andare, ma l'accesso ai campi di gara e quindi a Cortina avverrà attraverso mezzi autorizzati. Fondazione Milano Cortina ha opzionato 2 padiglioni, uno per gli uffici, l'altro per l'hospitality. Il terzo padiglione con gli stand delle eccellenze venete e italiane sarà gestito da Longarone Fiere e diverrà passaggio obbligato in una logica aeroportuale per chi al ritorno rientrerà per recuperare il proprio mezzo di trasporto. In capo alla Fondazione la gestione di 120 pullman, mentre dell'ospitalità si occuperà la società che ha avuto l'esclusiva per la vendita dei biglietti delle Olimpiadi. L'operazione, anticipa il presidente di Longarone Fiere, partirà già entro la fine del 2025 e si protrarrà fino al 18 marzo 2026. L'accordo, che naturalmente prevede una contropartita economica per ora ignota per la Fiera di Longarone, sarà perfezionato nei prossimi giorni. È stata presentata ieri mattina la nuova fermata ferroviaria Venezia-Mestre-Gazzera e in pochi mesi dovrebbe essere pronta anche via Olimpia. Sentiamo Ilaria Marchiori. La nuova stazione ferroviaria di Mestre Gazzera sulla linea Venezia-Udine è entrata in funzione, un'opera realizzata da RFI e dalla Regione Veneto che si attendeva da tempo e che dopo un lungo iter iniziato nel 2007 ha vissuto diverse fasi non sempre facili, fino alle più recenti in collaborazione proprio tra RFI, Regione, Comune e Veneto Strade. Al taglio del nastro presente anche il governatore Zaia. Se noi riusciamo ad integrare sempre di più la possibilità di poter accedere al trasporto ferroviario con la domanda che ci può essere in determinate zone, perché alla fine certi investimenti vanno fatti dove ci può essere una domanda importante. Nel centro di Mestre sicuramente sono convinta che questa fermata risponderà molto bene. Tutti gli investimenti che stiamo facendo sul ferro li stiamo facendo per cercare di, dove è possibile, far capire alle persone che il trasporto ferroviario è un'ottima alternativa al mezzo privato. Il progetto rientra nel più ampio nodo della Gazzera, che prevede anche la nuova viabilità stradale tra Zelarino e Gazzera. Consiste in 2 banchine da 330 metri, un sottopasso di 50 metri che collega via Montagnola con via Trento, 3 ascensori e dei corpi scale e questo parcheggio che vedete di oltre 200 posti auto. È una metropolitana di superficie, fra virgolette, lenta, che però può collegherà Venezia, Padova, Mestre, Treviso e tutti quanti il bacino attorno, per cui fino a Bassano, Castelfranco, fino a Portogruaro, e io insisto che bisogna portare una linea anche a Chioggia. Credo sia un'operazione da spingere, da fare. Abbiamo insistito e continuiamo a insistere perché venga aperta anche via Olimpia qua vicino, penso prima dell'estate dovrebbe partire, qui adesso verrà aperta la strada. Tra l'altro sono treni efficienti, in futuro saranno ancora più belli, dove c'è il wifi, dove uno si siede, sta tranquillo, legge un libro, ci metti un po' però sei in sicurezza. Pensate anche tanto il popolo del divertimento, il popolo della notte, cioè uno può tranquillamente poi sta tranquillo. Si possono caricare anche le biciclette. Io ho in mente questa idea di scambiatore, di movimento lento, che è il futuro, questo qua. L'investimento complessivo per le fermate è di oltre 9 milioni di euro, con un contributo regionale di quasi 5 milioni. Come sono andati i saldi dopo le feste e come stanno andando? Non bene, dicono i commercianti, ci sono dei rilevanti cali nelle vendite.
quest'anno i saldi non hanno centrato gli obiettivi che si erano proposti, anche se tutto sommato, come sempre, monetizzano in qualche modo un magazzino che necessita chiaramente di rinnovo. L'affluenza dei clienti in calo nei negozi rispetto al 2024, questo emerge dalla ricerca di Confesercenti Veneto Centrale ad un mese dall'inizio dei saldi. Per quanto riguarda gli incassi, nella prima settimana il 35,3% degli intervistati dichiara risultati in linea con l'anno scorso, mentre l'11% segnala una riduzione del 10%. L'impennata dell'inflazione degli scorsi anni, legata all'aumento dei costi per l'energia, ha impoverito i consumatori, mentre le scelte della Banca Centrale in tema di costo del denaro hanno frenato la crescita delle aziende che non hanno più investito. Vuol dire non poter fare investimenti, vuol dire contrarre mutui con tassi non inferiore al 7-8%, per cui le imprese, il mondo delle imprese sicuramente non ha subito una come si può dire, una contrazione degli investimenti e ridurre gli investimenti delle imprese vuol dire ridurre una ricaduta su tutto il sistema. Noi oggi paghiamo quello che sono stati i risultati, i provvedimenti degli ultimi anni a livello comunitario, a livello di BCE, a livello di Europa, ma questo è il risultato che oggi viene scontato. Prima di andare in pubblicità vediamo una serata finale per un'iniziativa nell'Alta Padovana che ha coinvolto più di 900 ultra 65enni. Valgo, anziani, protagonisti, questo il nome dell'iniziativa che ha visto il comune di Carmignano di Brenta capofila insieme ai comuni di Fontaniva, Gazzo, Grantorto e San Pietro in Gu. Un'iniziativa che prevedeva la possibilità di svolgere attività rivolte agli over 65enni per migliorarne il benessere fisico e mentale. Il progetto ha ricevuto il contributo della Regione pari a 50.000 euro, oltre al cofinanziamento di 18.000 euro messi a disposizione dalle amministrazioni comunali. Questa progettualità è nata grazie alla forte sinergia tra il comune di Carmignano di Brenta e quello di Gazzo, Grantorto, Fontaniva e San Pietro in Gu, un progetto finanziato dalla Regione Veneto per 50.000 euro, cofinanziato dai comuni per 18.000 e che ha raggiunto e coinvolto oltre 900 over 65 in attività volte a promuovere la socialità e il benessere psicofisico. È un paese che sta invecchiando e con la decrescita, insomma, la demografia, con la denatalità, pochi bambini e persone sempre più avanti con l'età. E andiamo in pubblicità con Francesca Pezzo e Italo Morao, torniamo subito. Era un'oasi felice fino a qualche tempo fa, Bassano del Grappa, pochi fatti di cronaca nera, quasi zero, e invece poi adesso anche lì giovani protagonisti di risse, aggressioni, c'è lo spaccio della droga, ovviamente sempre rispetto ad altre città è ancora un'oasi felice, però vediamo come la vede l'assessore alla sicurezza di Bassano del Grappa, Alessandro Campagnolo. È stato trovato in possesso un minore di 15 anni con dello stupefacente, poi è stato anche individuato dal cane antidroga che abbiamo a disposizione dello stupefacente dentro un giardino privato, quindi abbandonato da qualcuno. Nel frattempo un ragazzo di 22-23 anni ha avvicinato la pattuglia della polizia locale lamentando di essere stato aggredito. Ha dato una mano a intercettare un gruppetto di giovani, 3 ragazzi, uno di 14, ripeto 14, di Rossano Veneto, uno di 15 di Cartigliano e uno di 16 al confine in zona Pozzetto verso Cittadella. Oggi al centro studi, dove in base alle informazioni che avevamo da ragazzi al margine di questa situazione
c'è stata data indicazione di un soggetto che aveva partecipato appunto a questa spedizione punitiva, il sedicenne in particolare, e l'abbiamo trovato in flagranza al centro studi che spacciava. Ho già detto tempo fa, quando è successa la questione della spazzatura incendiata in via Roma, venite a parlarmi, facciamo un lavoro in sinergia con i genitori, non si è presentato nessuno. Sono gli stessi ragazzi di quell'episodio che avevamo individuato e che già avevamo attenzionato. A Tezze sul Brenta, vandali scatenati hanno danneggiato lo scuolabus. Il sindaco Pellanda ha lanciato un messaggio alle famiglie. Escalation di vandalismi, siamo a Tezze sul Brenta dove un gruppo di giovani ha danneggiato pesantemente uno scuolabus che era parcheggiato davanti alla primaria Cavallini di Stroppari. Alcuni abitanti, alcuni residenti di questa via hanno chiamato il mio vice sindaco segnalando appunto la presenza di una ventina di ragazzi che stavano armeggiando attorno allo scuolabus facendo dei danni in realtà. Allora sono stati prontamente chiamati i carabinieri, ovviamente appena hanno visto la pattuglia questi se ne sono andati. Non contenti poi hanno gironzolato attorno alle nostre strade, hanno anche divelto dei paletti che delimitano la carreggiata stradale. Uno di questi l'hanno lanciato con forza e con violenza all'interno di un'abitazione. Fortunatamente non c'erano né auto in sosta né persone, perché altrimenti potrebbero aver fatto anche molti danni. E infatti, come conferma il titolare dell'azienda proprietaria del veicolo che ora si sta occupando della riparazione in officina, i danni sono ingenti, per lo più di natura meccanica. Però dove possono essere entrati questi vandali? Allora si pensa che siano entrati da un finestrino e abbiano trovato le seconde chiavi e l'hanno messo in moto e hanno fatto dei danni sul marciapiede piegando la sale di dietro. Cose del genere a voi sono mai capitate? No, di solito no, però ultimamente si sente di tutto, sì che è un po' un disastro insomma. Da Tezze non è la prima volta che vi raccontiamo di episodi vandalici e il sindaco Pellanda non ne può davvero più e lancia un chiaro appello alle famiglie. Per noi sarà sicuramente linea dura. Adesso qualcuno è stato individuato, non so che cosa poi si arriverà perché sono minorenni, ma un appello faccio, ma genitori, alle 23 del venerdì sera un ragazzo di 14, 15, 16 anni, non so quanti anni avessero questi ragazzi, come fa ad uscire senza essere controllato? È una domanda che mi pongo e che pongo a voi. Ne abbiamo parlato ieri sera a Focus con i nostri ospiti, sono arrivate centinaia di segnalazioni, di SMS, di WhatsApp. Tra gli ospiti anche il generale Giancarlo Iannicelli, ex presidente del Consiglio Comunale di Treviso. Sentiamo cosa ha detto. Questi sono i risultati, ma erano prevedibili gli osservatori giusti lo dicevamo già da qualche anno fa, tutte queste persone che entrano in modo disordinato. Poi questi sono i risultati, sono i furti, per dire, è un delitto che normalmente viene fatto ormai solo dagli stranieri, diciamo gli italiani non vanno a rubare più nelle case e il furto nelle case è quello che più colpisce le persone, ti crea più insicurezza, ma veramente insicurezza, viene, come dire, violentata il tuo privato. Quindi questi sono i risultati. Bolzano, direttore, certo. Bolzano, che è ritenuta una delle città più sicure, in cui si vive meglio, 2 notti fa ha vissuto 6-7 incendi, è stata messa a ferro e a fuoco, veramente dappertutto sono stati bruciate macchine, auto, furgoni, senza tetto. Quindi vedete come si fa, ma d'altronde, ripeto, quando si permette un ingresso disordinato, perché l'ingresso, ricordava Razzolini, noi abbiamo grosse responsabilità verso certi paesi, io parlo, l'Africa ancora deve scoppiare, scoppierà poi nei prossimi anni. Quindi nel passato forse l'Occidente ha sfruttato in modo, forse l'Italia meno degli altri, quindi dobbiamo ridare
quando la politica era peggiore si facevano dei piani, come si ricorda, i piani per poter migliorare la vita in quei paesi, no? I grossi piani, poi c'erano delle ruberie, è vero che c'erano, però correggendo le ruberie quello era il percorso. Si è voluto aprire, adesso si cerca di trovare delle soluzioni per porre un limite, per cercare un po' di coordinare meglio con il campo che è in Albania, eppure vedete quello che succede. Oggi c'è la terza, poi siamo veramente alle barzellette ormai, perché uno Stato decide, un governo decide una strategia condivisa, perché condivisa anche da altri Stati, di tutt'altra, vuol dire, non certo di centrodestra o di destra, dicono no, questo forse è il percorso giusto, anzi sicuramente è il percorso giusto, interviene il giudice di turno e dice no, ma la Tunisia o l'Egitto non è il paese sicuro, ma dove sta scritto? Perché non è sicuro, perché succede... E questo era Giancarlo Iannicelli ieri sera a Focus, è stata trovata senza vita a 20 anni nel suo letto dell'alloggio universitario a Parigi, da Roveredo in Piano, dove viveva, a Treviso, dove aveva studiato. Sciocca ancora oggi e cordoglio per la fine di Emma Cadelli. Siamo senza parole, dice il preside del Pio X International, pare si sia trattato di una miocardite fulminante. Emma pensiamo che si trovasse nel posto in cui meritava di essere, dove aveva voglia di essere, per il quale aveva lavorato e per il quale si era impegnata anche insieme alla famiglia. E per il resto, come si dice in queste circostanze, le parole non sono abbastanza. Non trovano le parole i docenti del Pio X International dopo la notizia della morte di Emma Cadelli, 20 anni, originaria di Roveredo in Piano, provincia di Pordenone. Riversa a letto, esanime, Emma è stata trovata dal custode della struttura universitaria dove alloggiava a Parigi, sollecitato dalla famiglia che non riusciva più a mettersi in contatto con lei. A Treviso aveva frequentato le scuole superiori in un indirizzo internazionale che le ha permesso di accedere all'Università Paris-Saclay, dove frequentava il secondo anno di chimica. Emma si è diplomata con noi nel 2022 dopo aver sostenuto brillantemente gli esami internazionali esterni dell'International Baccalaureate Diploma Program e l'abbiamo seguita da quando è arrivata in prima, nei suoi 4 anni, fino ai suoi 17 anni, quando appunto si è iscritta all'università in Francia. Sicuramente stava raccogliendo, sappiamo per contatti che avevamo insomma con lei, per piacere in primis, che stava raccogliendo i risultati dei propri sforzi, della bella persona che era. Studentessa modello, attenta ed entusiasta di quella carriera universitaria che voleva completare frequentando un ulteriore corso di specializzazione in chimica, sempre a Parigi. Roveredo in Piano è un paese in lutto, chiuso nel silenzio in attesa di capire cosa possa essere successo. I genitori Barbara e Stefano sono subito volati in Francia, decisi a capire le cause della morte della figlia, seguiti dall'ambasciata italiana. Al momento pare che la morte sia stata causata da fattori naturali. Una famiglia conosciuta anche per il lavoro del padre, dal 2018 dirigente della Polfer di Udine. Il cordoglio dell'Istituto Trevigiano che fa sapere che parteciperà alle esequie della giovane ragazza. Gli insegnanti si stringono tutti attorno alla famiglia e al ricordo sicuramente piacevole e ancora vicino di una ragazza davvero eccezionale. Andiamo a Vittorio Veneto, 400.000 euro stanziati per la sicurezza dopo un'ondata di furti e di aggressioni. Marta Marangoni in diretta con il nostro tecnico Alberto Pivetta. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo in via De Marchi, lungo la ciclabile del Meschio. Qui alle mie spalle vedete il King Pub, dove l'altra sera c'è stata l'ennesima rissa che ha coinvolto una decina di persone. Si tratta di un fenomeno che già da qualche tempo sta interessando quest'area ed è causato da delle persone
diciamo disagiate, delle persone sbandate che stazionano spesso sulle panchine qui che vedete, che ora Alberto Pivetta vi fa vedere, di questo piccolo parchetto diciamo che c'è davanti al pub, e spesso infastidiscono i clienti, tanto che il titolare ci ha detto, che abbiamo sentito telefonicamente poco fa, di essere esasperato veramente da questo fenomeno e da pensare addirittura di cambiare location per la propria attività. Ma questo è solo l'ultimo di una serie di episodi che stanno interessando Vittorio Veneto. Ci sono state queste risse, queste aggressioni, ma ci sono stati anche diversi furti in attività commerciali del centro, un fenomeno che peraltro non è solo vittoriese, ma in queste settimane sta interessando molti comuni della Marca. Qui con me abbiamo la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Baliana. Buongiorno sindaca. Un fenomeno che comincia davvero a preoccupare, questo. Sì, diciamo che è come diceva lei, è un fenomeno un po' diffuso su tutto l'Alto Trevigiano e nel Trevigiano in generale. È logico che la cittadinanza sta iniziando ad avere paura e ci sono forti apprensioni da parte sia dei titolari delle attività commerciali come dei semplici cittadini. Noi stiamo facendo il nostro massimo da parte dell'amministrazione, agendo anche in sinergia con la polizia locale e anche col supporto delle forze dell'ordine. Siamo in continuo contatto giornaliero, però purtroppo questi fenomeni, che sono fenomeni un po' diversi nel loro insieme, continuano. Ecco, è in programma un progetto molto importante per potenziare la videosorveglianza, un progetto che coinvolge il comune di Vittorio Veneto, ma non solo, anche altri comuni con Termini, a testimonianza come di questa attività di rete che sta coinvolgendo le amministrazioni comunali. Certo, dal canto nostro noi abbiamo la polizia associata, polizia municipale associata con il comune di Revine e il comune di Tarzo. Abbiamo fatto questo grosso investimento di 400.000 euro per quanto riguarda l'implementazione di telecamere di videosorveglianza e di lettura targhe, e questo è un primo progetto che stiamo portando avanti, naturalmente come forma di deterrenza rispetto appunto a questi fenomeni che sono in atto, e dopodiché accanto a questo ci sono situazioni come il degrado sociale che colpiscono alcune persone del nostro territorio, che vanno affrontate dal mio punto di vista in maniera diversa. Ecco sindaco, per quanto riguarda la criminalità e questa sensazione di insicurezza dei cittadini percepita ma anche reale, avete interessato anche la prefettura? Certo, allora innanzitutto sì, ripeto, c'è un continuo relazionarsi con le forze dell'ordine. Adesso abbiamo inviato proprio in questi giorni una lettera al prefetto in cui chiediamo di interfacciarsi per avere dei dati reali su queste situazioni di microcriminalità e poter così mettere in atto magari un fronte un po' più robusto per quanto riguarda appunto la presenza di forze dell'ordine sul nostro territorio. Abbiamo visto la dichiarazione del questore rispetto alla città di Treviso, e noi pensiamo che anche aree un po' di periferia come Conegliano e Vittorio Veneto debbano essere interessate a questo potenziamento della presenza di forze dell'ordine sul territorio. Ecco, questa dunque è la situazione. Direttore, restituisco la linea allo studio. Da Vittorio Veneto è tutto. Grazie molte, grazie a Marta Maragone, alla sindaca di Vittorio Veneto. Una notizia, un lutto che riguarda anche noi di Media Nord-Est. La scomparsa improvvisa dell'architetto Alessandro Lillo. Era responsabile dell'ufficio tecnico e dipendente del comune dal 1999. L'architetto Lillo, molto apprezzato e stimato a Roncade, era il compagno della nostra collega Paola Sartori, a cui ovviamente va l'abbraccio di tutta Media Nord-Est e le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. È stato pubblicato il rapporto sulle disabilità nelle scuole del Veneto, cresce il numero di richieste di sostegno, aumentano le disabilità gravi ma anche i disturbi legati al comportamento che spesso sfociano in atteggiamenti aggressivi.
Quello che registriamo è soprattutto un aumento delle disabilità gravi, per esempio legate all'autismo, ma anche problemi legati ai comportamenti, quindi anche a problemi diciamo di comportamento positivo provocatorio, che naturalmente chiede anche un approccio molto più completo, ecco perché poi ha sicuramente una ricaduta sulla gestione della classe. Cresce il numero di richieste di sostegno per gli alunni del Veneto. A certificarlo il rapporto sulle disabilità che assegna la Regione sulla base di una rilevazione dell'anno in corso, un costante aumento negli anni di studenti con disabilità. Dall'infanzia alle scuole secondarie, a sorpresa a crescere rispetto alla media sono i disturbi del comportamento esternalizzante, che rappresentano il 27,2% del totale. Ragazzi che riversano il loro disagio verso l'esterno attraverso ansie ed aggressività, tali da rendere difficile l'apprendimento e la relazione con docenti e compagni. Da qui la richiesta di sostegno, richiesta che è esplosa nella Marca trevigiana, record per numeri, con un 65,5% tra gli alunni con disabilità rispetto alla media regionale, che si ferma al 53%. L'anno in corso siamo arrivati a circa 4.000 richieste più che altro di certificazioni, e quindi anche conseguentemente è aumentato anche il numero di docenti di sostegno. Seguono Venezia 59,8% e Padova 59,1%. Anche in queste province la necessità di sostegno è definita elevata. Numeri che mettono ancora più in evidenza la carenza di organico legata alla precarietà degli insegnanti. Oltre a docenti di sostegno abbiamo tutta una tematica legata anche all'assistenza degli educatori, che naturalmente anche coprono altri bisogni comportamentali, così come anche gli operatori sociosanitari. In realtà è tutto un sistema che è a supporto delle scuole per una corretta integrazione di inclusione, che però appunto per problemi di carattere diciamo di numeri sia di docenti che di operatori purtroppo facciamo anche fatica a garantire una perfetta inclusione. Il rapporto ha certificato un numero di richieste nelle scuole professionali più alto rispetto ai licei, una differenza particolarmente marcata nel Rodigino, un aumento spalmato sulle scuole di ogni ordine e grado, in calo solo nell'infanzia. Si spera, si confida che anche il numero di docenti di sostegno sia rapportato al numero di certificazioni. Nelle scuole del Veneto sono circa 20.000 gli alunni con certificazione. Vicenza, Verona e Rovigo superano il 6% di studenti con disabilità nelle scuole di primo grado, evidenziando una maggiore incidenza rispetto alla media regionale. Il servizio di Anna De Roberto si è conclusa con l'archiviazione dopo oltre 4 mesi l'odissea di Saverio Amato, il bagnino balzato agli onori della cronaca per essere stato multato con 1.032 euro dopo un salvataggio eseguito alla perfezione, ma solo per non avere contestualmente avvisato la guardia costiera. Amato, sollevato dalla notizia, resta però amareggiato, tant'è che non ha ancora deciso se quest'estate continuerà a lavorare come bagnino, no? La situazione paradossale, un bagnino salva una vita e viene multato con più di 1.000 euro. No? Sono diciamo, le aberrazioni della nostra burocrazia. La politica, l'intervista di ieri a Luca De Carlo a Focus TG è stata ripresa oggi dai giornali. De Carlo, tra le altre cose, ha detto: la Regione non è la nostra linea del Piave. Abbiamo sentito anche il segretario regionale di Fratelli provinciale di Treviso di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia. Sentiamo. Voglio far presente che i sindaci non li ha solo la Lega, i sindaci li ha anche Fratelli d'Italia. Erano circa 70 nel 2022, oggi sono oltre 340 gli amministratori della Marca con la maglia di Fratelli d'Italia, il 31% del totale. Cita questo dato Claudio Borgia, presidente dei Meloniani Trevigiani, ospite della nostra prima edizione, commentando una delle ipotesi di lavoro della galassia leghista, quella di una lista di sindaci e amministratori in vista delle regionali, formazione che avrebbe un suo peso specifico, soprattutto nel caso di una corsa in solitaria. Se qualcuno pensa di spaventare l'alleato perché pensa di avere gli amministratori locali e di pensare che invece i Fratelli d'Italia non li abbia, non è così. Però noi non vogliamo scendere in quel campo, perché non è un campo che ci appartiene, no? Quindi non saremo mai tirati per la giacca e non scenderemo mai a quel livello, dico, di discussione, no? di lotta nel fango. Perché? Perché, ribadisco, i cittadini veneti non lo capirebbero. Il fastidio
fastidio è evidente, ma altrettanto chiara è la linea del partito, impressa dalla stessa Premier Meloni, calma e sangue freddo. La pazienza la definisce la nostra leader e ha detto che insomma, bisogna cercare di mantenere la barra dritta, di non litigare sui giornali, di non discutere nelle TV, lo ha fatto nella conferenza stampa e noi rispondiamo perché a differenza di altri qualsiasi decisione arriverà dal tavolo del centrodestra noi la rispetteremo. In diretta su Focus TG, ospite invece del direttore Luigi Baccialli, Luca De Carlo torna invece sul nodo del terzo mandato, ricordando una pagina di storia politica recente con i casi Galan, Formigoni, Cota, pur senza nominarli. È una legge che si protrae da qualche anno e che nasce con un obiettivo, cioè quello di evitare, dopo qualche scandalo, in qualche regione del nord tra l'altro, di evitare troppa concentrazione di potere per troppo tempo nelle mani di una sola persona. Insomma, dice De Carlo, non è una legge contro Zaia. Oggi dispiace magari che magari il nostro governatore se ne rammarichi pensando che sia una legge contro di lui. Non è così, c'è da prima e quindi noi al stato attuale dovremo trovare un assetto e poi una squadra e poi un candidato per continuare il suo straordinario lavoro. Questo è Luca De Carlo. Ieri sera a Focus c'era anche l'ex parlamentare Roberto Caon. Sentiamo cosa ha detto. Questo è quello che prescrive la legge. Che però poi, Meloni ha detto l'altro giorno si vota nel 25. Sì, però dovrà andare addosso alla legge elettorale regionale. Okay. Siccome è di competenza regionale fare i tipi di leggi, non è che tutto d'un colpo poi Roma può decidere. Tanto per parlare di autonomia. Roma può decidere il terzo mandato, ma per esempio il regolamento dei 2 mandati sugli assessori in Veneto è un regolamento regionale. Perciò anche la data del voto si va secondo Costituzione, che va sempre in primavera. La Costituzione prevede che le elezioni in Italia devono essere fatte in primavera. C'è stata l'eccezione dovuta al fatto del Covid, però questa è la regola. Se poi a Roma la Meloni, per incassare prima, perché il momento è eccezionale per lei, vuole andare a ottobre, si scontra con una legge regionale, si scontra con la Costituzione, quello che prevede la Costituzione, e naturalmente si scontra con quello che deve scontrarsi. Alla fine il simbolo della Lega non si sposterà dal centrodestra. Ci sarà, siccome oggi sono una quarantina di persone tra assessori e consiglieri e sanno benissimo che in Lega e senza una lista di supporto ne passeranno 6, 7, 8, perciò rimangono 32, devono rimanere a casa della Lega, perché questi sono i calcoli, poco da fare. Potrebbe esserci una forza motrice e dire, beh, perso per perso, noi corriamo a prescindere come venetisti autonomi con tutto quanto. Siccome la Lega è spaccata da anni, è l'occasione buona perché da una parte vada fuori e faccia la loro corsa. Certo che se non hanno Zaia, purtroppo hanno poche possibilità, però hanno... Se non hanno Zaia purtroppo hanno poche possibilità, così Roberto Caon ieri sera a Focus, pubblicità, torniamo subito, state con noi. Ha affrontato da solo la Corte Costituzionale e grazie a lui in pratica gli autonomisti hanno saputo che il referendum abrogativo della legge Calderoli è stato giudicato inammissibile. Il professor Mario Bertolissi, sentiamolo. Leggo che molti ritengono che la riscrittura della legge Calderoli, diciamo il testo che è rimasto con le integrazioni da fare in ragione delle incostituzionalità dichiarate dalla Corte, sarebbe operazione complessa. Non credo proprio, perché avendo la Corte indicato con precisione il suo punto di vista non si deve fare altro che riempire, come si dice, i buchi fatti.
In realtà al fondo sta sempre questa preordinata pregiudiziale ostilità nei confronti dell'attuazione del disposto costituzionale. A questo punto sono propenso a credere che dipenda più dall'invidia che qualcuno faccia qualcosa che da altro. D'altra parte il nostro è un paese nel quale bisogna soprattutto impedire che si faccia, ecco, in nome del timore di sbagliare, ma si sa che chi non risica non rosica, no? Se gli imprenditori ragionassero così non opererebbero nessuna intrapresa economica, no? Quindi, ma sullo sfondo c'è il fallimento, quindi a disposizione c'è subito il tempo per operare, questo dipende dalla politica. Torniamo a Bassano del Grappa, perché dopo l'ennesima bocciatura del Tribunale della Pedemontana ritornerà a Bassano il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. L'esponente del governo ha incontrato l'amministrazione e il comitato del sì, confermando la volontà di proseguire nel progetto. Poi sentiremo anche cosa ha detto il sindaco Nicola Finco. Ci sono regioni del nostro paese come ad esempio la Sicilia che ha 4 corti d'appello e la nostra ne ha una sola. In questo non stiamo facendo una nuova geografia giudiziaria che toglie qualcosa agli altri, ma che aggiunge per un nuovo sogno anche ovviamente guardando il tema autonomia e giustizia. L'autonomia del Veneto e il Tribunale della Pedemontana hanno molto in comune. Sono 2 progetti voluti fortemente dal territorio, sacrosanti dal punto di vista legislativo, costruiti per dare un valore aggiunto senza togliere niente a nessun altro. E soprattutto sono molto osteggiati. I missili contro l'autonomia del Veneto li abbiamo già visti, mentre di recente si moltiplicano le voci contro il Tribunale della Pedemontana, che è entrato di prepotenza nella cerimonia di apertura dell'anno giudiziario a Venezia, raccogliendo altre bocciature. Quasi in risposta alle ultime critiche arriva la riunione del comitato pro Tribunale della Pedemontana e dei rappresentanti delle categorie, che in sala Ferracina hanno incontrato il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. In questo momento ho sentito tante ragioni che sostengono il sì a questa opera e credo che la Regione del Veneto meriti di essere rappresentata fino in fondo in questa realizzazione, che non è una realizzazione finalizzata al territorio di Bassano, ma è un'opera che ovviamente serve all'intero popolo veneto. Il sottosegretario, che fin dal principio ha sposato il progetto del Tribunale della Pedemontana, ha già confermato la volontà politica del governo, ma ora chiama a raccolta il territorio. È giusto che siano i territori a dire se un'opera serve, quanto quest'opera serve e qual è, diciamo così, la strada che deve portare alla realizzazione di quell'opera. Davvero è tanto che i bassanesi aspettano questo tribunale. Il sindaco Nicola Finco ha lanciato un appello all'unità. Sentiamo. Il risultato è a portata di mano. La legge sulla riapertura dei tribunali falciati dalla riforma della giustizia è dietro l'angolo. Ma serve qualcosa di più, serve cementare l'opinione pubblica di 3 province, le categorie produttive, i professionisti. E per farlo può essere utile anche aprire i cancelli della cittadella della giustizia, chiusi da troppo tempo. A breve inoltre abbiamo intenzione di riconvocare la riunione con tutti i sindaci del territorio, categorie e ordini. Andrò ovviamente a chiedere la presenza del governatore Zaia, quindi anche da parte sua un impegno diretto, e apriremo il tribunale ai cittadini, quindi metteremo a conoscenza dell'opinione pubblica dell'importanza di quell'investimento fatto 12 anni fa, ma dell'importanza di avere oggi un presidio di giustizia sul nostro territorio che serve ai cittadini, imprese e all'economia tutta. L'appello all'unità è importante, probabilmente fondamentale in questa situazione, ma resta il rammarico di chi vuole vedere riaperto il tribunale e si trova davanti un fronte del no compatto e agguerrito. Mentre altri territori in altre latitudini di questo paese sono uniti e compatti e non ci sono differenze o invidie a livello provinciale, noi oggi ci troviamo veramente con una battaglia in casa, perché abbiamo una parte della provincia, degli ordini non della provincia, che ci sta remando contro, e poi ovviamente l'Associazione Nazionale Magistrati piuttosto che altri rappresentanti. Ma li capisco, loro fanno la loro battaglia, ma ricordo che noi oggi rappresentiamo 500.000 di abitanti, più ovviamente le categorie produttive.
È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Italo Morao e Francesca Pezzo. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.